Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi parleremo del momento magico in cui i dipinti hanno smesso di essere freddi e distanti e hanno iniziato a piangere, ridere e respirare come noi. L'arte, per la prima volta, ha scoperto i sentimenti veri. Ma chi è stato l'uomo capace di portare il cielo azzurro e le emozioni umane sui muri delle chiese? E in che modo un semplice pastore è riuscito a cambiare per sempre le regole della pittura europea? Questa è la storia di Giotto di Bondone, un viaggio straordinario che ci porterà dalle campagne toscane fino ai capolavori immortali che hanno preparato la strada al glorioso Rinascimento. La nostra storia inizia nelle verdi e pacifiche campagne del Mugello, in Toscana, intorno al 1267. In quel periodo, la vita dei contadini era scandita fedelmente dai ritmi lenti della natura, dal sorgere del sole fino al tramonto e dal duro lavoro quotidiano nei campi. Le famiglie vivevano in rustiche case di pietra, circondate da boschi silenziosi e pascoli immensi che sembravano non finire mai. In questo mondo semplice, lontano dal rumore delle grandi piazze cittadine e dai mercati affollati, nacque un bambino destinato a cambiare la storia dell'arte per sempre. Il piccolo Giotto, figlio di un uomo onesto e modesto di nome Bondone. Fin da piccolo, Giotto mostrava una curiosità insolita e profonda per le forme e i colori che vedeva fiorire intorno a sé. Mentre pascolava le pecore del padre, passava ore e ore a osservare la luce sugli animali, il movimento delle nuvole veloci e le onde dell'erba mossa dal vento. Non aveva carta costosa o colori preziosi da usare, così cercava pietre appuntite per graffiare le rocce lisce e disegnare ciò che amava. Per lui la natura era come una maestra silenziosa e gentile che gli insegnava ogni giorno i veri segreti della bellezza terrestre. La leggenda racconta che un caldo giorno d'estate il famoso e rispettato pittore Cimabue stava viaggiando a dorso di un cavallo lungo quei sentieri isolati di campagna. L'artista si fermò per riposare all'ombra di un grande albero e notò un ragazzino seduto a terra, completamente concentrato e assorbito nel suo misterioso lavoro. Incuriosito, si avvicinò con calma e vide che Giotto stava disegnando una pecora su una pietra liscia, usando solo un piccolo pezzo di carbone nero. Il tratto era così spontaneo, naturale e perfetto che il vecchio maestro rimase senza parole davanti a tanta abilità. Cimabue capì subito di avere di fronte un talento purissimo e raro, un dono straordinario che non poteva assolutamente essere sprecato o dimenticato tra i freddi pascoli di montagna. Con grande entusiasmo e determinazione cercò la casa di Bondone e gli chiese il permesso di portare il ragazzo con sé nella sua prestigiosa bottega a Firenze. Il padre, pur con il cuore pesante e pieno di preoccupazione per la dolorosa separazione, accettò coraggiosamente l'offerta, sapendo di donare a suo figlio un futuro molto migliore e l'opportunità di imparare un mestiere onorevole. Così, a soli 10 anni, Giotto lasciò i campi tranquilli e silenziosi del Mugello per entrare improvvisamente nel mondo rumoroso, ricco e affascinante della grande città. All'inizio, le strade affollate di Firenze e i grandi palazzi di pietra sembravano un mondo magico e spaventoso per un bambino abituato solo al rumore del vento. Ma trovò presto il suo posto tra l'odore forte delle vernici.
nella bottega di Cimabue, lavorò duramente e imparò a preparare i colori freschi, a stendere i preziosi fondi dorati e a dipingere, seguendo alla perfezione le rigide regole dello stile bizantino. Era un apprendista ubbidiente e rispettoso, ma la sua mente continuava a sognare e a pensare alle forme vive e reali che aveva amato nella natura. Il giovane Giotto era pronto per il momento più importante della sua storia. Con il passare del tempo arrivò il 1290. In quell'anno Giotto ricevette la sua prima vera e grande occasione di lavoro lontano da Firenze. Fu chiamato ad Assisi, una città mistica, antica e circondata da un silenzio sacro, per lavorare nella magnifica e imponente Basilica di San Francesco. Le alte pareti della chiesa superiore aspettavano solo di essere coperte di luce e colori, e il giovane artista decise che era finalmente arrivato il momento di abbandonare le vecchie regole del passato. Voleva raccontare la vita del santo non come una fredda favola lontana, ma come una storia vera e vicina alla gente comune. Fino a quel momento storico, i santi venivano dipinti rigidi, seri e completamente immobili, sospesi su fondi d'oro finto che li facevano sembrare creature divine, lontane e irraggiungibili per gli esseri umani. Giotto prese una decisione coraggiosa e decise di rompere per sempre questa dura tradizione secolare. Fece sparire l'oro piatto e innaturale e al suo posto dipinse un cielo azzurro, profondo e luminoso, esattamente lo stesso cielo che tutti i contadini potevano vedere alzando gli occhi nei campi. I fedeli, entrando nella grande chiesa, sentirono per la prima volta di far parte della stessa realtà dei personaggi sacri. Oltre al cielo azzurro, Giotto diede peso, forza e volume ai corpi dei suoi personaggi, vestendoli con stoffe pesanti e reali che cadevano con pieghe naturali verso il basso. I protagonisti dei suoi meravigliosi affreschi non stavano più sospesi in aria in modo strano, ma avevano finalmente i piedi ben fermi su prati verdi fioriti e su rocce molto solide. Questo cambiamento radicale e inaspettato trasformò le grandi pareti della basilica in un vero teatro della vita reale. La gente comune poteva finalmente riconoscere gli alberi, gli edifici e gli oggetti della propria vita quotidiana, sentendosi profondamente compresa. Il successo dei lavori di Assisi fu travolgente e clamoroso e portò rapidamente il nome di Giotto sulla bocca di tutti gli uomini potenti d'Italia. Papi religiosi, re ambiziosi e ricchi banchieri iniziarono a contendersi ferocemente il suo incredibile talento, tutti desiderosi di avere almeno un'opera creata dalle sue mani rivoluzionarie. Il pittore viaggiò molto per la penisola, portando la sua nuova e coraggiosa visione dell'arte in diverse città importanti e insegnando ai suoi numerosi allievi un modo totalmente nuovo di osservare il mondo circostante. In quel tempo, Giotto aveva ormai quasi 40 anni ed era nel pieno della sua forza artistica e umana. Fu proprio allora che arrivò l'invito speciale che lo avrebbe reso indimenticabile per sempre. Un potente banchiere di nome Enrico Scrovegni lo chiamò nella bella città di Padova per decorare una piccola ma elegante cappella privata, costruita per chiedere perdono a Dio per i peccati legati al denaro della sua famiglia. Per il maestro era una sfida enorme e affascinante. Le pareti lisce, alte e senza finestre offrivano uno spazio vuoto immenso e silenzioso,
un grande libro bianco che aspettava solo di essere riempito con la magia della pittura. Giotto arrivò a Padova fiducioso, portando con sé la sua grande squadra di aiutanti fidati, un gruppo unito di giovani artisti pronti a imparare e scoprire ogni suo segreto tecnico. Iniziarono a lavorare duramente sui ponteggi di legno alti e molto scomodi, stendendo con fatica l'intonaco fresco e dipingendo velocemente prima che la superficie si asciugasse del tutto. Il lavoro quotidiano richiedeva una concentrazione assoluta, una precisione chirurgica e una resistenza fisica enorme per sopportare il freddo e la stanchezza, ma l'atmosfera nella cappella era carica di un'energia speciale e creativa. Tutti gli operai sapevano nel loro cuore di partecipare alla creazione di qualcosa di veramente unico. La piccola cappella padovana si riempì lentamente ma inesorabilmente di un colore blu intenso e meraviglioso, una pittura molto preziosa ottenuta dalla costosissima polvere di lapislazzuli che avvolgeva le pareti laterali e il magico soffitto stellato. Sotto quel cielo profondo e misterioso, Giotto raccontò la lunga storia di Maria e della vita di Cristo, creando diverse scene di una potenza drammatica e teatrale mai vista prima di allora. Tra queste immagini dipinse il celebre e tragico bacio di Giuda, un momento di tensione altissima e spaventosa in cui gli sguardi dei due protagonisti si incrociano in un pesante silenzio, carico di dolore oscuro e di crudele tradimento. Il capolavoro assoluto creato a Padova divenne quasi immediatamente un modello perfetto per tutti gli artisti dell'epoca, stabilendo nuove e precise regole per l'uso della prospettiva spaziale, del colore naturale e dell'espressione dei volti. La fama di Giotto superò velocemente ogni confine geografico, trasformandolo nell'artista più rispettato, desiderato e imitato della sua intera generazione. Era ormai diventato un uomo ricco e molto potente, capace di gestire grandi e complessi cantieri e di dialogare alla pari, senza paura, con nobili arroganti e sovrani stranieri. Il pittore era pronto per il momento più importante della sua storia. Con il passare del tempo e degli anni di duro lavoro, Giotto decise di tornare nella sua amata e rumorosa Firenze, acclamato da tutti come il più illustre e geniale cittadino della Repubblica. La città toscana, ormai immensamente ricca e potente nel commercio europeo, decise di affidargli il compito architettonico più prestigioso, la costruzione del nuovo e altissimo campanile del Duomo, il simbolo eterno della grandezza fiorentina. Anche se era nato come pittore e non come costruttore di torri, accettò la difficile sfida con enorme coraggio, progettando una torre molto elegante, interamente coperta di marmi bianchi, rossi e verdi e finemente decorata con sculture bellissime che raccontavano il nobile lavoro umano. Nonostante l'età ormai molto avanzata e le fatiche di una vita intera, Giotto lavorava senza sosta, guidando con mano sicura gli operai nel polveroso cantiere cittadino e controllando personalmente ogni singolo blocco di pietra pesante che veniva posato verso l'alto. Il suo ultimo campanile doveva essere perfetto in ogni dettaglio, un faro luminoso di infinita bellezza che si alzava fiero verso il cielo azzurro per vegliare per sempre sulla sua amata città. La gente comune di Firenze passava ogni singolo giorno davanti al grande cantiere rumoroso, guardando con pura ammirazione
quell'opera maestosa che prendeva magicamente forma e sentendo nel petto un profondo senso di orgoglio per il loro maestro concittadino. Purtroppo, nonostante i suoi sforzi instancabili, Giotto non riuscì a vedere il suo magnifico e slanciato campanile completamente finito e libero dai ponteggi di legno. L'8 gennaio 1337, nella tranquillità della sua casa, circondato dal massimo rispetto di un'intera città in lutto e dall'affetto sincero dei suoi numerosi allievi, chiuse gli occhi per sempre. La sua silenziosa scomparsa lasciò un vuoto immenso e doloroso nel mondo dell'arte, ma la grata città di Firenze gli tributò onori grandiosi e mai visti prima, seppellendolo con una cerimonia solenne e commovente che riconosceva pubblicamente il suo contributo inestimabile alla bellezza e alla cultura della nazione. Ancora oggi, a distanza di molto tempo, la sua incredibile eredità respira viva e pulsante sui muri delle antiche chiese di Assisi e di Padova e nei marmi colorati e luminosi del campanile fiorentino. Ogni anno, milioni di viaggiatori da tutto il mondo si fermano in rispettoso silenzio sotto quel cielo azzurro e perfetto dipinto nella cappella degli Scrovegni, cercando con gli occhi la stessa dolce emozione di oltre 700 anni fa. L'opera immortale di Giotto ci accoglie in un abbraccio caldo e materno, offrendo al mondo intero una lezione di pura verità e ricordandoci che l'arte più grande e potente è quella che sa parlare direttamente al cuore umano. Così finisce la nostra storia di oggi. La figura di Giotto porta con sé la magia purissima delle cose semplici e vere. Un modesto pastore, abituato fin da piccolo a guardare l'orizzonte, il cielo e la terra ruvida, ha saputo trovare una scintilla di divinità nei piccoli gesti quotidiani e nelle imperfezioni degli uomini. Con la forza dei suoi colori ha abbattuto il muro freddo e severo che separava l'arte sacra dalla vita reale, trasformando la pittura in un tenero e vicino abbraccio umano che consola l'anima. La sua magnifica rivoluzione brilla nel tempo ed è stata fatta non con la prepotenza delle armi o con la politica dei re, ma con l'azzurro di un cielo naturale e le lacrime sincere che bagnano un volto dipinto con amore. È una traccia luminosa e incancellabile, capace di evocare la bellezza assoluta e di lasciare un segno di umanità che attraversa i secoli, rimanendo per sempre intatto nella nostra memoria collettiva. Se anche tu ami l'Italia e vuoi scoprire le storie che rendono unico il nostro paese, resta con noi. Ogni settimana un nuovo racconto ti aspetta, qui su Il Cuore d'Italia.